Qui a mio fianco il presidente e il direttore della 114esima Fiera Agricola, sono il presidente e direttore di Verona Fiere, alla mia sinistra il commissario di Veneto Agricoltura, perché siamo a Verona Fiere, dove si sta tenendo appunto la 114esima edizione di Fiera Agricola, la più grande fiera in assoluto in Italia di agricoltura e del settore primario. Veneto Agricoltura con la regione e con gli altri enti regionali è qui da sempre, anche quest'anno, e anche quest'anno presenta i dati sull'andamento, anzi i primi dati sull'andamento dell'agricoltura veneta l'anno scorso, quindi fino a pochi giorni fa. Vediamo. Presentare questi dati. Noi abbiamo all'interno della nostra agenzia abbiamo aperto sì il comunicato stampa con Annus Horribilis perché il 2019 a causa del meteo e di alcune situazioni particolari dovute alla cimice, per esempio la cimice asiatica, hanno creato un calo importante nella produzione agricola nel Veneto. Sicuramente in sofferenza il settore delle colture legnose e quindi parliamo in particolare della frutta, quindi l'area del veronese è quella che è stata certamente toccata di più. L'orticolo, considerando che il 70% è in produzione in campo aperto, anche quello ha avuto una grossa influenza dal meteo, però ci sono alcuni segni positivi. La viticoltura per esempio non è poi così male, nel senso che è sotto il 2018, ma il 2018 era stato un anno molto particolare, ma è superiore al 2017. Bene anche alcune colture come il mais non è andato male, la patata, la fragola, insomma ci sono alcune situazioni che sono positive. Noi lavoriamo nel campo della sperimentazione, abbiamo una serie di aziende agricole e di centri presso i quali noi sviluppiamo progetti che devono valutare e supportare quelle che sono le future modalità di impiego in agricoltura. Lavoriamo sia per quanto riguarda le colture erbacee, sia in orticolo, sia nel frutticolo e quindi in diretta collaborazione con le diverse associazioni, con i produttori, insieme cerchiamo di lanciare questi progetti, soprattutto finanziati dalla Comunità Europea. Sì, diciamo i numeri in negativo riguardano soprattutto il settore delle legnose, le frutticole, che hanno risentito molto del clima sfavorevole, molto piovoso soprattutto nella primavera, periodo di fioritura, di allegagione, e sia di problemi esterni endogeni come appunto la cimice asiatica, e in questi casi abbiamo avuto cali nelle rese produttive fino al 60% per quanto riguarda il pero, 30% per quanto riguarda le ciliegie e l'actinide, il kiwi, oltre il 20% per il melo, quindi tutti i segnali negativi per quanto riguarda la frutticoltura. Alcuni settori che tengono, le orticole sicuramente, anche perché il prezzo nei casi in cui per via dei marciumi, sempre dovuti a problemi diciamo meteorologici, il prezzo ha tenuto per via di questa diminuzione della produzione e richiesta ovviamente di offerta di prodotto nel mercato, il prezzo è schizzato e ha in un certo qual modo bilanciato diciamo, la perdita economica delle imprese. Ciò nonostante anche nelle orticole abbiamo alcuni settori che sono andati bene anche dal punto di vista delle rese, come per esempio la fragola, piuttosto che il grande comparto dei radicchi, insomma, che è molto importante per quanto riguarda la nostra regione. Per quanto riguarda il settore dei cereali, le rese anche qui sono state diciamo, tutte negativi, sempre per i problemi dovuti al clima e anche nei casi in cui abbiamo avuto diciamo, aumenti della superficie. La produttività, cioè la redditività non è stata poi così elevata per l'azienda agricola, quindi insomma un settore un po' che rallenta su determinati comparti che però tutto sommato rimane stabile per altri. La carne risente molto della stagnazione nei consumi, siamo un meno 1% per quanto riguarda i consumi e certo alcune particolarità come per esempio la carne di hamburger scottona che ha avuto un incremento a 2 cifre considerevole. Per quanto riguarda il latte invece il prezzo è aumentato più 7,5 rispetto all'anno scorso, vanno bene i formaggi ma le consegne di latte comunque sono in diminuzione come pure gli allevamenti, soprattutto quelli di piccole dimensioni.
Lei è 114 anni che è qua, vero? 114 anni di fiera agricola, in un arco temporale di 120 anni che sono la storia della fiera di Verona, la storia moderna della fiera di Verona, 114 edizioni di una manifestazione che ha sempre segnato i grandi cambiamenti dell'agricoltura. Anche quest'anno, guardando ai contenuti della manifestazione, siamo sicuramente al centro di grandi cambiamenti. Abbiamo da un lato le grandi politiche che interesseranno l'agricoltura europea e quindi anche l'agricoltura italiana e veneta, e il New Green Deal che è stato annunciato, che noi interpretiamo come un New Green Deal che non potrà che valorizzare ancora di più l'agricoltura, perché l'agricoltura è uno dei fattori che possono davvero contribuire da un lato alla produzione agroalimentare, ma certamente dall'altro anche a una maggiore sostenibilità ambientale e quindi alla riduzione delle emissioni che alterano il clima. Dall'altro lato Fiera Agricola è ancora una volta al centro perché si è riaperta a una dimensione internazionale molto focalizzata. Dentro questa fiera agricola c'è una grande apertura a delegazioni che arrivano dai paesi dell'est europeo con i quali l'agricoltura italiana e in particolare quella veneta ha una relazione molto forte e anche di lungo periodo, e possiamo ancora incrementare.